questionario riguarda la raccolta di dati di salute, sia psicologica che fisica, dai caregiver familiari, che sono coloro che si prendono cura di un familiare non più autosufficiente. Il questionario è online, quindi bisogna collegarsi a un link e può essere compilato dai caregiver familiari che assistono o una persona malata di Alzheimer o una persona con autismo. La scelta di queste due condizioni è stata scelta perché queste condizioni richiedono un'assistenza molto gravosa, un'assistenza H24 e una sorveglianza anche molto attenta, e quindi noi pensiamo che possano permettere queste due condizioni di mettere più in evidenza le differenze di salute maschio-femmina nei caregiver familiari. I caregiver familiari hanno un carico elevato di assistenza sia che siano maschi che femmine, tuttavia abbiamo riscontrato delle differenze maschio-femmina nella percezione dello stress psicologico e nei sintomi della depressione. Le donne in percentuale hanno maggiori sintomi sia di stress cronico che di depressione e per queste vanno maggiormente attenzionate, anche pensando che sono la maggioranza dei caregiver familiari. In più gli uomini caregiver hanno un'invalidità in percentuale maggiore, probabilmente a causa del fattore età, e essendo i mariti delle mogli affette da Alzheimer. Lo stile di vita, abbiamo riscontrato che le donne hanno più un'alimentazione irregolare mentre gli uomini bevono maggiormente bevande alcoliche. Secondo noi i dati di questa ricerca, tramite appunto la compilazione da parte dei caregiver del questionario online, ci darà un aiuto per capire, per conoscere intanto lo stato di salute dei caregiver familiari con attenzione alle differenze di genere. E in particolare poi questi dati verranno illustrati alle politiche sociosanitarie pensando di prevedere dei programmi di prevenzione della salute dedicati proprio ai caregiver familiari. Mi rivolgo ai caregiver familiari, aiutateci a completare questo progetto di ricerca. È in corso, abbiamo ottenuto già 200 questionari compilati, ringrazio moltissimo coloro che lo hanno già compilato, ma abbiamo bisogno che altri caregiver familiari si aggiungano alla nostra ricerca per poter dare dei risultati proprio alle politiche sociosanitarie